da destra a sinistra, dall'alto al basso, è un'immagine ferma. Possiamo prenderci tutto il tempo che vogliamo nel guardarla. Come è fatta? Cosa vedi dentro quest'immagine? Puoi dire tranquillamente. Da dove viene questa luce? La luce come se viene dal dietro, come da una porta. Bene. E ora cosa vedi oltre questa luce? Cosa c'è di altro da vedere? Il contorno della porta aperta. Bene. È la porta di camera tua? Sì, la camera. Bene. Cosa si vede nella luce? C'è qualcosa da vedere nella luce? C'è qualcuno. C'è qualcuno. Bene, è tutto fermo. È una cartoliera, una semplice cartoliera. Bene. E tu sei a letto? Bene. E c'è qualcos'altro nella camera o è tutto buio? C'è l'armadio. Cosa c'è vicino all'armadio? Adesso c'è la scrivania. Poi c'è il mio letto. E il mio letto. E tu dove sei? Io sono a letto. A letto. Bene. Chi è che ti ha svegliato? La corrente. La corrente. Ah, sì, sì. Bene. E ora io conterò fino a 3. E quando avrò contato fino a 3, lo schermo diventerà grande, e tu ci sarai dentro. E la scena si muoverà. 1, 2, 3. E ora cosa succede? C'è questa figura sulla porta. Come è fatta? Ha una testa grande. Testa grande. Sembra un insetto. Quanto è alto? È alto. Mi sembra alto quasi come la porta. Filiforme. Cosa succede ora? E come cammini? Cammina un po' traballante. È come se non avesse tanto equilibrio. Assomiglia a un insetto. Sembra sì come la testa di una mosca, una zanzara. Un po' fatta a goccia. E ora cosa succede? Non posso muovermi. Ti dice qualcosa? Non ricordo.
Non mi sembra. Gli dici qualcosa tu? No. Ma sono fatte le mani di tutto? No. Tra il dito lunghe. Sembrano due dita lunghe, un pollice. È lungo anche quello. È vestito? No. No, sembra nudo solo con la pelle. E ora che succede? Ma mi sta toccando. Non so cosa stia facendo. Sei solo in camera? Lascio mio fratello che dorme. Lui non sente niente. No, dorme. Dorme. E ora cosa accade? La scena è come se fosse ferma. C'è qualcun altro nella stanza? Non mi sembra di vedere nessuno. Ti guarda? Sì. Cosa pensi? Non so, mi guarda con quegli occhi grossi. E ora cosa accade? Che cosa faccio? E ora che faccia ha? È più triangolare. Sembra una mantide. Una mantide? Sì. Sì. Sì, ha gli occhi più sottili. Cosa sta facendo? Sta toccando, ma non capisco dove. Cosa stia facendo? C'è un altro forse. Dove è messo? In fondo a destra. È uguale? Sì. Cosa sta facendo? Mi sembra che mi stia toccando le gambe e i piedi. C'è qualcun altro anche. Non riesco a capire bene. Dove è messo? In fondo. Sono uguali? Dietro. No, questo ha una forma diversa. Ha una forma diversa. Non vedo la testa che più sembra più normale. È alto o basso? Sembra più basso di due. La testa più a fiera. Sembra più a fiera, Spera. Ma sempre anche lui con gli occhi liquidi, grossi. E ora che succede? Non lo so, non riesco a muovermi. Lo sai dove ti tocca? Non mi tocca i piedi. Lato le spalle. Poi? Non so cosa stiano facendo. Ti tirano su? Vedo solo
una specie di luce. Da dove è venuta la luce? Dall'alto. Dall'aria. Sì. Si è afferrata come un fascio. Sì. È come se si aprisse il soffitto. Il soffitto. Sì, c'è qualcosa sopra. Sembra come una ciambella. Con delle luci. E tu vai verso Sto salendo. Stai salendo? Sì. Verso quella candela? Sì. Sì. Intravedo gli alberi. Quello che c'è fuori. Bene. E ora saliamo nella ciambella. E ora cosa accade? Vedo una mezza luna di luce. Una mezza luna? Sì, di luce, ma non capisco cosa sia. Mi sembra buio. Ora dove sei? Come in una semisfera. Come in una semisfera con questa mezza luna di luce che è come un arco di luce che mi parte da un lato arriva all'altro. Sei solo nella semisfera? Sì, non vedo nessuno. È una semisfera, come un tunnel. Un tunnel? Sì, si è ingrandito. Sono nel tunnel. Corri il tunnel? Ma sono sbagliato. Sbagliato? Sì. Qualcuno ti spinge? No, è come... Sei arrivato? No, forse è il tunnel che scorre sopra. E cosa c'è alla fine del tunnel? Vedo 2 figure nere, 3, 4, come delle persone, un gruppo di persone. Non sono quelli di prima. Come sono fatti? Sembrano umani. E ora che succede? Si stanno avvicinando. Quante dita hanno nelle mani? Non le vedo le mani. Sono ancora distanti. No. Ne ho 2 a destra e 2 in fondo a sinistra. E 2 in fondo a sinistra. Bene. E ora che succede? Non c'è più il tunnel. E cosa c'è? Cosa c'è? Non riesco a vedere.
Non riesco a vedere, intravedo forse delle mani, dei guanti chiari, sì, vedo delle mani muoversi, 1, 2, 3, 4, 5 dita, non so cosa fanno, non le vedo bene, ma mi toccano la gamba, ho sentito che mi toccano la gamba. Mi fermo la testa. Come è fatto poi che ha questa Vedo solo le mani che sono come dei guanti fosforescenti. Loro restano ancora all'oscuro, come se non c'è luce, non riesco a vederli, voglio guardarli ma non riesco. Cosa gli dici? No. Cosa mi stai facendo? Qualcuno ti risponde? No. Un bavaglio mi faccia come un chirurgo. Un camice. C'è una luce sopra di me. Come quella, non so, un dentista di una sala operatoria. Come è fatto il Una chirurgo? luce forte. Chirurgo. Vedo il bavaglio, vedo. C'ho in testa una cuffia, qualcosa. Sì. Una cuffia, qualcosa. Non riesco a guardare, non riesco a vederlo. Faccia. E ora cosa succede? Qualcosa di qualcosa che mi sta infilando nel naso. Una specie di cannuccia. Sì, una cannuccia. Non so se di vetro o di metallo, qualcosa. Vedo come dei pallini rossi, gialli. Un tunnel di pallini gialli che si muovono. In fondo c'è una luce e c'è un punto luminoso. Non riesco a raggiungerlo. È un punto luminoso che emana una scia di luce. Vieni da qualche apparecchiatura. Sto cercando di guardare, sono luci rosse, cos'è un fuoco, no? 1, 2, 3, cos'è? È come una luce fatta da più punti di luce. È rossa, tanti punti di luce rossa, come una di quelle palle da discoteca, però è nera con i punti di luce rossa. E
capisco cosa sia. E in fondo non ce l'ho vicino. Il dottore dov'è? C'è qualcuno in fondo a sinistra. C'è due tunnel che entrano come due gallerie. Delle persone che stanno camminando dentro al tunnel come se fosse nella roccia. Sto camminando anch'io nel tunnel. Ti accompagna qualcuno nel tunnel? C'è qualcuno. Sì, ci deve essere qualcuno. Non credo di essere solo. Quanti anni hai? Quanti anni ho? Non lo so. E ora cosa succede? Ci sono delle cose che scendono in una stanza con delle cose a punta che scendono dal soffitto, che non ho idea di che cosa siano, ma devo essere disteso perché vedo il soffitto. Chi c'è nella stanza? Non c'è nessuno. E ora cosa succede? Cosa accade? Vedo un video. No, sto andando per una galleria ancora una galleria. Qualcuno è con te? Siamo come su Una cosa sconosciuta. una cosa, una macchinetta, tipo quelle di borsa. Come sei vestito? Una specie di pigiama largo, un vestito, non è un pigiama, come una giacca, i pantaloni, ma sono tipo quelli d'ospedale. E ora che cosa accade? Dove va questa specie di macchinetta? Sto percorrendo e c'è ancora quello lì con la testa che sembra una mantice. Ce l'ho davanti che mi fissa. Ti dice qualcosa? No, mi fissa come se volesse guardarmi dentro. Mi tengono le mani, le gambe. Chi è che ti tiene le mani e le gambe? Sono delle persone. Umane? Sì, sono quelle di prima. Come sono vestite?
parlano tra di loro? No. No, sono in silenzio. Ognuno sa quello che deve fare, non parlano. E ora cosa succede? Ho davanti la testa di questo qua, non riesco a vedere. Questo insetto che mi fissa. E non riesco a guardare oltre a quegli occhi grossi. Solo questi occhi grossi davanti. Solo la sua faccia, non riesco a capire, ma mi prema la gamba sinistra. Stanno facendo qualcosa alla gamba sinistra perché mi trema come se mi avessero messo della corrente. Come se mi infilassero una sonda, tipo quelle dell'elettricista per sondare i canalini. Una cosa molto sottile, tipo un filo, un cavetto d'acciaio, una fibra, qualcosa che la fanno entrare dall'alto e scende giù fino a quasi la caviglia. Internamente. Con questa corrente che fa da anestetico, penso, perché non sento male, però ho la sensazione di qualcosa, come un corpo estraneo interno. Adesso la corrente arriva fino a tutta la gamba. Non riesco a vedere perché ho sempre la faccia di questo cavolo di essere strano che mi guarda, mi fissa. C'è come un riflesso però negli occhi, vedo un qualcosa tipo una volta che devo avere alle spalle con una specie di punto luminoso al centro, tipo uno di quei rilevatori per le fughe del gas. È qualcosa che deve esserci dietro perché si riflette nell'occhio sinistro suo, però non riesco a vedere oltre. È come se i suoi occhi tenessero tutto il mio campo visivo. Devono aver tolto quella sonda della gamba. Stanno facendo qualcosa per cicatrizzarlo, non so. Mi tengono fermo i polsi, hanno dei guanti di pelle, la pelle liscia. Tolto la sua faccia. E ora cosa si vede? Vedo questi 4 sono dei militari, che sono vestiti con delle mimetiche, hanno in testa un basco, sono di corporatura grossa. Ho freddo. Sono uomini? Sono uomini. Bene.
uno stemma, qualcosa. Com'è fatto questo stemma? Vedo un cerchio. E poi cos'è? Non riesco a capire, sembra una cosa obliqua che parte dal basso a sinistra e sale verso destra, con una specie di ascia, ma non è un'ascia, incrociata con, può essere una sciabola tipo una scimitarra. Mi tengo giù la testa, non riesco a vedere bene. C'è una stella anche. Una stella a 6 punte, ma non come la croce ebrea. È una stella tipo quella militare, in rilievo, però a 6 punte, non 5. 6, non 5. È strano. E ora che succede? Mi stanno portando, non so, tipo una barella. Mi stanno spingendo, perché vedo che mi stanno spingendo, sì. C'è un tunnel lungo, una specie di grotta. In fondo c'è niente, ma è liscio perché non balla troppo la barella. Ci sono delle senature sulla destra, tipo delle volte basse con delle luci che escono. È lungo, adesso curva a sinistra, poi ancora a destra. Ci sono delle luci, una stanza circolare nella grotta, con un foro in alto, che scende una luce gialla. Mi ho messo sotto, c'è come prima quella stessa cosa della ciambella, questa luce gialla che mi tira verso di sé. Questo fascio. Niente altro. Una cosa circolare, metallica. Sono su un lettino e c'è altri lettini di fianco. C'è altra gente? Sì. C'è altra gente. Quanta gente c'è? Sono tanti. La stanza non è grande, almeno una decina, tutti messi, disposti in cerchio, e non ci possiamo muovere. È una stanza circolare, semisferica, scura. Sento la corrente in cuore. Sono come in una nube di luce, come in una nube di luce che come se mi viene sopra una cascata di lampi, di nebbia luminosa che mi avvolge. Sono dentro questa luce accecante. Non capisco cosa.
un tunnel, una cosa... come se stessi viaggiando in questa cosa luminosissima, fatta di nebbia, di striature. Dove sta andando? È lunghissima, fa delle... sì, delle curve velocissime, come in un tubo che sta scendendo fortissimo. Devo essere arrivato perché... È arrivato, sì. Sì, perché è come se mi evaporasse tutta la luce, sì. E ora dove sei? Sono in camera. Qualcuno ti aiuta a metterti a letto? Sì, deve essere quello di prima, quello alto, filiforme. Quello che sembra una cavalletta? Sì, sembra una cavalletta, esatto, mi copre con le lenzuola. Dice qualcosa? No, però mi copre come se avesse cura, come se... non lo so. L'avevi mai visto prima? Non me lo ricordo di averlo mai visto, no. Quanti anni ha? 17. E ora cosa succede?